disegno di legge della Giunta dice che si mantengono tutte le funzioni non fondamentali in capo alle province, compresa la polizia provinciale, comprese tutte quelle funzioni che oggi erano in discussione, quindi lasciando quell'autonomia che è giusto che sia provinciale e pagandone il rispettivo conto economico e finanziario già impegnato nel bilancio 2015 per 28 milioni e mezzo e nel pluriennale 2016-2018 per 40 milioni, quindi un segnale importante anche dal punto di vista politico sul piano occupazionale, perché vengono garantiti tutti gli stipendi del personale oggi messi in discussione da un disegno di legge, che è la legge stabilità 2015, e da un DL cosiddetto Madia approvato nell'agosto scorso, che aveva messo in seria difficoltà l'impianto delle province. Con questo piano occupazionale garantito, discutiamo dal 1° novembre, dopo l'approvazione in Consiglio di questo disegno di legge, su tutta la razionalizzazione dell'impianto che dovrà coinvolgere ovviamente l'area vasta, i territori, i sindaci e le province interessate. La proposta della Giunta serve a mettere in sicurezza soprattutto il personale delle province fino al 2016. È necessaria, ma dobbiamo fare uno sforzo in più, guardare oltre il 2016, semplificare molte altre strutture dove i sindaci si ritrovano per decidere dei servizi ai cittadini e che oggi potrebbero benissimo essere ricondotte a questi enti di area vasta che una volta si chiamavano province e domani si chiameranno appunto enti di area vasta. Questo sarà anche il contributo che il Partito Democratico porterà dalla prossima settimana in discussione.